Si sono presentati tutti vestiti con un comodo top sportivo e poi hanno scioperato, convocando un'assemblea. Questa è la risposta di un gruppo di una sessantina di studenti della scuola superiore Marco Polo di Venezia, che hanno accolto così l'invito dell'insegnante di educazione fisica che avrebbe consigliato ai ragazzi di non indossare il top sportivo per evitare di dare troppo nell'occhio con le proprie forme. Così le parole della rappresentante d'istituto. Assieme al collettivo del Polo LAS abbiamo dato vita a un'iniziativa di protesta. Questo in seguito all'episodio che si è verificato la settimana scorsa in cui delle ragazze sono state obbligate dalla professoressa di ginnastica a cambiarsi durante la lezione perché secondo lei dei top sportivi non erano idonei all'ambiente scolastico in quanto le ragazze devono coprire le loro forme per non distrarre i ragazzi durante la lezione. La richiesta ha subito scatenato una bufera mediatica. Dopo questo episodio abbiamo subito voluto prendere parola perché troviamo inaccettabile che a scuola ci venga insegnata la paura piuttosto che il rispetto. Pretendiamo che la scuola invece cambi la mentalità delle persone piuttosto che cambiare i nostri vestiti. L'Italia è uno dei pochi paesi in cui non è obbligatoria un'educazione sessuale all'interno delle scuole e adesso noi ne vediamo le conseguenze. Le istanze degli studenti sono chiare. E oggi siamo voluti andare alle 8 sotto scuola tutti e tutte con dei top sportivi addosso, con uno striscione che diceva molto chiaramente qual è il nostro messaggio e cos'è ciò che vogliamo. Vogliamo un'educazione sessuale che faccia in modo che queste discriminazioni non avvengano più e vogliamo un sistema scolastico che educhi tutti e tutte al rispetto e non alla paura. La scuola per il momento ha preferito non commentare per evitare il rischio di rinfocolare ulteriori polemiche, ma la notizia era già diventata virale.